Grazie Laura, allora parliamo di acqua per uso decisamente ludico nel tuo caso, invece nel nostro caso ci troviamo a Trissino in provincia di Vicenza e siamo in visita a una delle casse di laminazione del torrente Agno e Guai. Sono in compagnia, lo saluto, di Francesco Vincenzi, presidente dell'Associazione di Consorzi di Bonifica e di Irrigui Italiani. Allora Presidente, una grande opera dopo i disastri del 2010 finalmente comincia a vedere la luce. Sì, una grande opera, importante sicuramente per il territorio, che dimostra la capacità dei consorzi di bonifica di adeguarsi e comunque di dare delle risposte per la sicurezza del territorio. Una sicurezza del territorio che negli anni purtroppo è sempre venuta meno a causa sicuramente dei mancati finanziamenti, ma soprattutto per le mutazioni del territorio e del cambiamento climatico. I consorzi di bonifica è da tempo che stanno cercando di inserire nel nostro paese la cultura degli interventi di prevenzione piuttosto che dell'emergenza. Questo è un caso emblematico, un caso che fa scuola in Italia, un caso che è necessario al territorio, ma ripeto, fa capire quanto i consorzi di bonifica siano capaci di mettersi in gioco e dare risposte delle risposte importanti, dimostrano la capacità del fare, di progettare e di portare a termine delle opere. Allora, è un momento che non si può certo dire sia di vacche grasse per quanto riguarda il reperimento di finanziamenti e si sa di quanto ce ne sarebbe bisogno. Il rapporto, le vostre istanze con il governo di fronte a questi problemi, quali sono le risposte che attendete o che il governo vi ha dato? Sì, da 2 anni a questa parte innanzitutto c'è da ricordare che è stata istituita a livello nazionale l'unità di missione, che ha il compito di fare un punto rispetto alle esigenze da un lato dei territori nazionali, ma dall'altro punto anche di mettere in campo delle nuove risorse con una programmazione di futuro che vede almeno una programmazione per i prossimi 7 anni di investimenti sulla difesa del suolo. Questo non possiamo che essere soddisfatti di questa istituzione di cabina di regia, che era da anni che la chiedevamo, perché era importante appunto capire quanti erano le risorse disponibili, ma soprattutto quante erano le risorse state assegnate, non opere non finite, e iniziare a fare un censimento di tutte quelle da terminare. Ad oggi abbiamo iniziato questo percorso, un percorso sicuramente non facile, ma che inizia ad andare incontro a quelle esigenze di prevenzione che da anni come consorzi di bonifica stiamo portando avanti. I consorzi di bonifica giocheranno un ruolo determinante nell'unità di missione anche all'interno delle regioni, che le regioni sono poi il tassello fondamentale di unione tra il territorio e il governo centrale, che dovranno vedere nei consorzi di bonifica il braccio operativo per queste opere. Noi attendiamo appunto che le risposte anche delle regioni, perché penso che veramente la chiave di volta sia capire quanto sia la capacità dei consorzi di bonifica di spendere queste risorse con delle progettualità che danno anche delle risposte non solo dal punto di vista della sicurezza idraulica, ma anche dal punto di vista ambientale. Non solo salvaguardia del territorio, ma anche parliamo di irrigazione. Certo, anche l'irrigazione è l'aspetto principale dei consorzi di bonifica, la distribuzione irrigua. Stiamo aspettando l'avvio annunciato a breve del piano nazionale irriguo, con i primi 300 milioni a disposizione per i consorzi di bonifica. La progettualità dei consorzi di bonifica è pronta, siamo pronti ad avviare questi bandi. Il territorio ne ha bisogno, l'agroalimentare italiano ne ha bisogno. La dimostrazione che l'agricoltura non consuma l'acqua ma utilizza l'acqua per produrre cibo è la vera svolta per far capire quanto sia importante nei paesi come il nostro, come paesi del Mediterraneo, l'utilizzo per poter fare un'agricoltura dell'acqua. L'acqua, che in Europa molte volte è visto un problema, dobbiamo invece capire che l'acqua è un elemento essenziale, in particolare nel nostro paese, per continuare a poter vivere da un lato del territorio, ma anche dall'altro punto di vista sfamare il mondo con le produzioni dell'agroalimentare. Ci ha salutati il presidente nazionale Vincenzi, ci ha raggiunto Giuseppe Romano, che è presidente regionale dell'Ambi Veneto. Dunque, presidente, quella che stiamo vedendo alle nostre spalle, tra l'altro dove fervono i lavori, è una di quelle opere che dovrebbero consentire che non si ripeta la tragedia del 2010. Dovrebbe, anzi sicuramente aiuterà moltissimo di non avere i danni del 2010. Certo, la sicurezza idraulica completa è impossibile da avere, questo però aiuterà moltissimo assieme ad una serie di altre opere che i consorzi di bonifica del Veneto stanno facendo e stanno programmando. Diciamo che questa è un'opera, sono le grandi opere che il governatore Zaia ha messo in campo dopo il 2010. Noi stiamo chiedendo alla Regione di dar seguito, oltre alle grandi opere, anche opere di
importo minore, ma non di valenza minore, importo economico minore, ma che hanno un impatto fondamentale e importantissimo nel territorio. Noi abbiamo mandato per il rischio idrogeologico al Ministero, quindi ad Italia Sicura, 123 progetti per un totale di 390 milioni di euro, tutti progetti cantierabili, esecutivi. Speriamo ora che il lavoro assieme alla Regione porti Italia Sicura a finanziare magari in parte questi progetti. Ricordo sono progetti cantierabili, se li avessimo già per fine anno potremmo anche dire che qualche cantiere lo potremmo anche aprire. Allora, noi vogliamo proprio far toccare ai nostri telespettatori da casa quanto siano importanti queste opere, perché poi abbiamo visto nelle spiegazioni, nei progetti e nei disegni c'è anche un aspetto in cui saranno fruibili ai lati di queste grandi casse scolmatrici, ci saranno delle piste ciclabili, comunque delle aree dove qualsiasi cittadino potrà rendersi conto di cosa è stato fatto, quindi non è un'opera chiusa. No, anzi noi vogliamo aprirci appunto nel far vedere le nostre opere, lo facciamo una volta all'anno nella settimana della bonifica per far capire quali sono gli interventi che i consorzi di bonifica fanno. Lo facciamo molto volentieri perché crediamo che nel momento che chiediamo il contributo di bonifica ai contribuenti veneti sia giusto e doveroso far capire ai contribuenti veneti dove vanno i soldi dei loro contributi. Quindi ben vengano e ben venga l'apertura di queste situazioni, di questi manufatti. Ricordo anche le oltre 400 idrovore che noi abbiamo e gestiamo nel territorio, per cui 400 idrovore, bacini di laminazione, casse di espansione, bacini di accumulo che poi sono quasi la stessa cosa ma hanno delle sfaccettature diverse, importantissime perché creano anche ambiente, credo oltre che alla sicurezza danno anche una visione di ambiente diversa da quelle che abbiamo. Allora abbiamo visto le opere di salvaguardia, anche a lei vogliamo chiedere un brevissimo focus su quella che è la situazione invece dell'aspetto irriguo dell'irrigazione in Veneto, come sta andando, ci sono progetti particolari? Sta andando, quest'anno è un'annata per quello che riguarda l'irrigazione sicuramente ottima, non abbiamo avuto grandi problemi. Però anche da questo punto di vista è necessario continuare con un pressing importante sia verso la Regione sia verso lo Stato perché si passi a finanziare opere. Anche su questo versante i consorzi di bonifica del Veneto hanno 39 progetti per un totale di 190 milioni di euro di opere cantierabili appunto che danno la possibilità di ridurre i prelevi d'acqua. Speriamo che dalle parole si passi ai fatti, cioè dalle parole del piano irrigo nazionale che è dal 2014 che attendiamo si passi ai fatti, cioè il bando che ci consente poi di accedere a questi finanziamenti importantissimi per l'economia del Veneto, non solo per i consorzi di bonifica ma per l'economia del Veneto. Abbiamo salutato Giuseppe Romano, il presidente dell'Ambi Veneto, ci ha raggiunti Silvio Parise, presidente del consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta. Allora, magari è un termine poco consono, però il padrone di casa, quello che sovrintende un po' alle opere, padrone lo diciamo tra virgolette, sì, Presidente. Sì. Allora, alle nostre spalle, lo ricordavamo, i nostri amici lo hanno già visto, lo stanno vedendo, fervono i lavori, si sta lavorando anche in questa estate assolata per garantire la sicurezza. Ecco, quali sono le peculiarità del bacino che stiamo vedendo alle nostre spalle? Allora, una premessa, lei mi ha stimolato nel dire che stiamo lavorando. A differenza di tante altre opere, io sono orgoglioso di essere in qualche maniera artefice di quest'opera perché stanno lavorando veramente con passione, con velocità. È un'impresa, per fortuna a volte si capa anche in imprese non valide, questa impresa valida sta lavorando con caparbietà, quindi questo ci porta ad avere fiducia che entro la data che abbiamo deciso in qualche modo, in base ai tempi, realizzeremo quest'opera. Quale sarà la data? È la metà del 2018, ma quest'opera non è che questa difficoltà di tempo sia legata proprio per le opere in luogo, ma per l'asportazione del materiale in eccesso, perché qui da questo cantiere dovranno essere tolti 1.800.000 metri cubi di materiale, che questo materiale è stato in qualche maniera quantificato con la Regione Veneto e questa è parte della compensazione di quello che è il costo dell'opera complessa, che sono 17 milioni di lavori. Dopo ci sono tutte le cose accessorie, dagli oneri di sicurezza e quant'altro. Comunque di lavori sono 17 milioni. Ecco.
E il bacino su cui le acque arriveranno, gli afferenti sono, abbiamo detto, l'Agno e il Gua. E l'Agno. Qui si chiama Agno, più avanti si chiama Gua, più avanti ancora si chiama Frassine. È stesso fiume che nella sua diciamo, strada arrivare al mare cambia nome. Qua siamo in zona, questa di fatti è la Valle dell'Agno. Qui siamo nella zona dove questo torrente si chiama Agno. Questo fiume è un fiume che durante l'estate, lo vedete voi asciutto, durante il periodo invernale ha una portata bestiale, quindi deve essere in qualche maniera controllato, perché la cementificazione e alcune opere che sono state fatte portano ancora più acqua. Non è un caso che il primo e unico bacino che ci sia nel Veneto oggi funzionante, adesso sarà funzionante che quello ormai è finito e collaudato, quello di Caldogno, e quello qua a Montebello 4-5 km più avanti dove noi abbiamo i campi. È un bacino storico. È l'unico. Il prossimo anno sarà momento anche di ricordare questo bacino, perché farà 90 anni. In questi 90 anni di vita è stato utilizzato 175 volte, quindi voi pensate un'opera immane come quella fatta nel 26-27 del Novecento, insomma all'inizio del Novecento, chi l'ha pensata e chi l'ha fatta sono stati veramente delle grandi persone, dei grandi ingegneri, dei grandi tecnici. Allora, tra l'altro è un'opera che è anche studiata a livello universitario, nelle facoltà di ingegneria idraulica, ma mi ha colpito la caratteristica del bacino che vediamo qui alle nostre spalle, perché funzionerà automaticamente. Che cosa vuol dire? Come lo spieghiamo, Presidente? Ecco, è semplice, praticamente viene fatta una traversa sull'alveo del fiume. Questa traversa lascia andare l'acqua, le portate che sono consone per il fiume. A un certo punto si alza di livello, perché lei fa da restelliera, praticamente da barriera, si alza di livello le portate che sono in eccesso. Facendo questo, uno sfiore che abbiamo alla destra idraulica del fiume farà sì che l'acqua va dentro nel bacino fino a risimare qui 2.800.000 metri cubi d'acqua che è previsto di questo fiume. A quel punto l'acqua continuerà il suo corso. Se non è sufficiente la portata del fiume, verranno aperte le paratoie di Montebello per bloccare ancora parte dell'acqua, in modo da non creare difficoltà. È una spalla, è un aiuto al bacino di Montebello. Allora, lo abbiamo fatto anche con i suoi colleghi, un focus anche sull'irrigazione, perché bonifica vuol dire anche irrigazione. Ecco. Allora, irrigazione, certamente parlare di irrigazione quando c'è questa necessità che adesso è facile. Io sono quello che dice che l'irrigazione va parlata, va gestita nel periodo invernale, quando non ci sono le difficoltà, non ci sono le ansie perché non si arriva abbastanza. Noi abbiamo nel Veneto una grande opera, una grandissima opera, che è il canale Leb, che deriva acqua dal fiume Adige, un fiume per fortuna di una grande portata, oggi vorrei dire che ha una portata anche a volte superiore a quella del Po, e questo fiume ci permette di irrigare tutto il Veneto. Il Veneto non sarebbe questo Veneto che oggi noi viviamo, custodiamo, perché io dico sempre che noi siamo custodi del nostro tempo, padroni di niente, e non sarebbe questo Veneto se non ci fosse stata la bonifica e l'irrigazione che oggi facciamo con queste opere immense pensate dai nostri predecessori e oggi gestite, migliorate dal nostro lavoro. Allora, grazie a Silvio Parise, Presidente del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta. Naturalmente buon lavoro, avete visto alle vostre spalle lo stato di avanzamento dei lavori. Allora, l'acqua è fonte di vita, l'acqua serve per irrigare gli ortaggi di solito dove li troviamo? Li troviamo nei mercati. Allora io do la linea a Laura Ferrari che si trova al MAP di Padova. Linea dunque a te, Laura.